in collaborazione con Il Medico Informa, bentrovati e bentornati in questa nuova puntata, per così dire anche al servizio del cittadino, che grazie ai professionisti che vengono a trovarci qui a Tele4 possiamo raccontare come funzionano i vari settori della sanità e perché no magari rispondere anche alle domande di tutti i giorni che qualcuno giustamente si può porre. Do subito il benvenuto alla professoressa Maria Assunta Cova, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini ASUGI, bentrovata. Buonasera. E buonasera anche alla dottoressa Maura Tonutti, dirigente medico responsabile della struttura semplice diagnostica senologica. Ben trovata. Grazie, buonasera. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Il discorso verte sulla materia della radiologia dei due ospedali ASUGI di Trieste. Professoressa, innanzitutto come è articolata la radiologia ospedaliera? Dunque, la radiologia dei due ospedali ASUGI di Trieste comprende la struttura complessa a direzione universitaria di radiologia diagnostica ed interventistica presso l'ospedale di Cattinara, la struttura complessa radiologia dell'ospedale Maggiore e ancora la struttura semplice dipartimentale di radiologia interventistica endovascolare e la struttura semplice dipartimentale di formazione e ricerca ultrasonografica vascolare multiparametrica, entrambe con sede presso l'ospedale di Cattinara. Queste strutture fanno parte del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, al quale afferiscono anche la struttura complessa di medicina nucleare di Cattinara e la struttura complessa di radiologia degli ospedali di Gorizia e Monfalcone. Ora, l'attività offerta dalle due radiologie di Trieste è offerta sia a pazienti ambulatoriali che a pazienti ricoverati e copre tutte le attività della diagnostica per immagini, lo screening senologico di secondo livello, la radiologia convenzionale, l'ecografia, la tomografia computerizzata, la risonanza magnetica, l'angiografia diagnostica ed interventistica ed anche procedure di radiologia interventistica che vengono effettuate sotto la guida ecografica oppure guidate dalla tomografia computerizzata e dalla risonanza magnetica. E ci sono poi delle anche applicazioni avanzate, quali ad esempio la cardioTAC e la cardiorisonanza magnetica, oppure in ambito neuroradiologico la possibilità di utilizzare la perfusione TC cerebrale o ancora gli studi di risonanza magnetica funzionale. E sempre per dire qual è l'attività che viene erogata, la diagnostica per immagini nei due ospedali viene utilizzata per, ripeto, lo screening senologico di secondo livello, per la diagnosi delle varie patologie dei vari organi e apparati, per la stadiazione dei tumori, quindi in ambito oncologico, ma anche per pianificare il trattamento chirurgico e per valutare la risposta alla terapia, vuoi terapia medica, vuoi terapia chirurgica. E poi ancora, sempre con la radiologia interventistica, quotidianamente siamo in grado di offrire dei trattamenti, o meglio delle diagnosi mini-invasive attraverso agoaspirati, biopsie che vengono effettuati sotto la guida dell'imaging e anche delle procedure interventistiche, quindi terapeutiche, tipo le embolizzazioni arteriose, ad esempio il trattamento di tumori maligni del fegato o ancora il trattamento dell'ipertrofia prostatica. Da ultimo ancora, parlando della possibilità offerta dalle radiologie dei due ospedali, diciamo che i settori di utilizzo sono molteplici in quanto che spaziano in tutti gli ambiti, neurologico, cardiologico, torace, addome, pelvi, apparato muscoloscheletrico, ambito senologico, e le applicazioni più avanzate si hanno soprattutto in ambito neurologico e in ambito cardiologico. In ambito neurologico in particolare mi piace ricordare che la perfusione TC cerebrale che viene effettuata in regime di urgenza nei pazienti che arrivano in pronto soccorso all'ospedale di Cattinara
con un ictus ischemico acuto consente di selezionare tra questi pazienti quelli che sono idonei per essere trattati con la procedura interventistica di trombectomia che il medico radiologo effettua per andare a ricanalizzare il vaso che si era ostruito e quindi garantire nuovamente la perfusione della zona ischemica del tessuto cerebrale. In ambito cardiologico abbiamo un'ottima collaborazione con i cardiologi e in stretta collaborazione con loro effettuiamo indagini di cardiorisonanza magnetica per lo studio delle molteplici patologie del cuore, mentre con la CardioTac siamo in grado di fornire una valutazione accurata, non invasiva delle arterie coronarie. E poi c'è l'ambito senologico, qui abbiamo la dottoressa Tonutti. Entriamo nel settore con la dottoressa Tonutti. Innanzitutto, per esempio, cosa succede dopo l'esame di screening? Dopo l'esame di screening mammografico, la radiologia senologica non si occupa solo di screening mammografico, no? Dopo lo screening mammografico, cioè dopo che le donne hanno avuto accesso, sono state chiamate a fare la mammografia sull'unità mobile, che quindi si fa per la maggior parte dell'anno a Trieste presso il Parco di San Giovanni, ad Aurisina e a Muggia in periodi diversi dell'anno. Queste donne, la maggior parte delle donne avranno entro un mese una risposta, una lettera di esame negativo. Per quelle per le quali c'è un dubbio, c'è un'anomalia alla mammografia, ci sarà invece un richiamo. E la radiologia senologica si occupa appunto di questi cosiddetti secondi livelli, cioè le donne vengono e fanno degli esami aggiuntivi, in genere delle proiezioni mammografiche, l'ecografia, e la visita clinica, nella maggior parte dei casi portano quindi a una diagnosi di benignità o di negatività, cioè la donna non ha nulla e viene rimandata quindi allo screening 2 anni dopo. In alcuni casi invece, se viene individuata una lesione, in mammografia o in ecografia si passa al cosiddetto terzo livello, quindi all'agobiopsia, per avere una diagnosi citoistologica. Questo è quello che succede alle donne richiamate dal programma di screening, però la radiologia senologica non si occupa solo delle donne richiamate, ma anche di tutte le donne in qualunque fascia d'età, dalle bambine alle anziane, che hanno un problema al seno, quindi una patologia che può essere un nodulo, una secrezione dal capezzolo, un ingrossamento, un'infiammazione, oppure quindi le donne che vengono invece per loro spontanea volontà a sottoporsi al test di screening, quindi a fare una mammografia senza avere alcun sintomo per essere rassicurati sul loro stato di salute del seno. E ricordiamo che lo screening mammografico è rivolto nella nostra regione alle donne nella fascia d'età 45-74. No? Queste donne ricevono tutte in questo periodo di pandemia una chiamata telefonica, però da giugno-luglio si tornerà, quindi all'invito tramite lettera, ricevono una lettera. Dal 2021 la fascia di screening si è allargata anche alle 45-49 anni, ricevono una lettera per fare la mammografia sull'unità mobile. Ci sono donne che sono al di fuori di questa fascia, come età, oppure donne che sanno di avere un rischio particolare, quindi non entrano nel programma di screening che prevede solo la mammografia ogni 2 anni. Queste donne accedono direttamente alla radiologia senologica dell'ospedale. E poi ci sono tutte le donne in follow-up, cioè tutte le donne che hanno una storia di malattia già, sono state operate di tumore della mammella o sono in terapia oncologica per il tumore mammario e quindi che hanno necessità di sottoporsi a dei controlli che naturalmente sono più serrati rispetto a quelli per la donna asintomatica. E quindi si occupa di donne che vengono, e anche uomini, anche se sono molti di meno, donne che vengono per un sintomo, donne che vengono per lo screening o donne che vengono ai controlli perché hanno avuto una diagnosi di patologia o hanno una patologia in corso. Professoressa Cova, la figura del radiologo, come cambia? Com'è cambiata nel tempo? Diciamo che per lungo tempo il radiologo, e ancora adesso ahimè, è stato percepito dalla maggior parte dei pazienti come quel medico che vede il paziente esclusivamente attraverso le immagini, quindi quel medico che non incontra il paziente, quel medico che quindi il paziente non vede mai. E quindi è stato a lungo percepito, e ripeto, ahimè ancora oggi viene da molti percepito, come un medico invisibile che esercita una professione invisibile. Non è assolutamente così, non è così perché la figura del medico radiologo negli anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante che è andato di pari passo
con quelli che sono stati gli sviluppi tecnologici nell'ambito di tutte le tecniche di imaging che hanno fortemente potenziato la diagnostica per immagini e ne hanno incrementato le possibilità. E quindi, come dicevo prima, oggi dire diagnostica per immagini, dire radiologia, non vuol dire solo diagnosi, ma vuol dire prevenzione, vuol dire diagnosi, vuol dire stadiazione, vuol dire pianificazione terapeutica, vuol dire valutazione dell'efficacia del trattamento, vuol dire quindi essere una disciplina che ha un fortissimo impatto all'interno di quello che è il percorso decisionale di gestione del paziente. E in tutti questi passi, in tutti questi passaggi, il medico radiologo ha un ruolo fondamentale, tant'è che il medico radiologo è una figura assolutamente indispensabile, la sua presenza è sempre imprescindibile nell'ambito dei meeting multidisciplinari che regolarmente vengono fatti tra specialisti all'interno degli ospedali per gestire al meglio ogni singolo paziente. E poi c'è un altro aspetto molto importante secondo me da ricordare, che non viene mai abbastanza valorizzato, ovvero il fatto che il medico radiologo ha una grande responsabilità per quanto riguarda l'appropriatezza delle indagini radiologiche che deve effettuare, nel senso che esiste una normativa di radioprotezione che dice che il medico radiologo ha il diritto, ma soprattutto ha il dovere di rifiutare di eseguire un'indagine radiologica laddove questa non sia appropriata per quel determinato quesito clinico. E quindi sottolineo l'importanza di una stretta collaborazione tra medico curante e medico radiologo ogni qualvolta ci sia un dubbio diagnostico in merito a quale sia l'indagine più appropriata da richiedere per risolvere un determinato quesito clinico. Ecco, dottoressa, per quanto riguarda, dottoressa Tonutti, il rapporto, il servizio di diagnostica senologica, oltre alle altre professionalità ovviamente di Asugi dell'azienda sanitaria, con che altre realtà si rapporta? Sì. Dunque intanto sì, anche se la domanda è diversa, però vorrei ricordare che appunto anche la radiologia e le radiologhe senologhe sono fondamentali, fanno parte del core della breast unit, quindi dell'insieme di professionisti che seguono la donna con una patologia mammaria e quindi partecipano ai meeting, come diceva la professoressa, multidisciplinari, sono fondamentali sia per la diagnosi che poi per seguire le terapie e lavorano in stretto contatto con gli anatomopatologi, con i chirurghi e con gli oncologi. Al di fuori della realtà, diciamo, ospedaliera, comunque la radiologia ospedaliera di Cattinara partecipa al gruppo di coordinamento delle reti senologiche regionali, quindi è un gruppo che è stato voluto dalla Direzione Centrale Salute in questi ultimi 2 anni e che ha il compito di produrre un PDTA, cioè un percorso diagnostico terapeutico per le donne con patologia mammaria da condividere in tutti i centri della regione. E questa è sicuramente un'attività molto importante perché deve essere a garanzia che la donna, ovunque acceda in regione, in una struttura pubblica, abbia un trattamento di qualità. No? E ancora, ecco, un'altra cosa importante della nostra radiologia, che è riuscita ad aderire a uno studio clinico europeo molto importante che si chiama MyPEBS, di cui abbiamo già parlato altre volte anche qui. MyPEBS, My Personal Breast Screening, è uno studio rivolto alle donne che vengono invitate nei programmi di screening, quindi dai 45 ai 74 anni, e stiamo ancora arruolando, questo è il termine tecnico, fino a quando ci sarà lo screening quest'anno, cioè fino a fine giugno, quindi invito le donne a partecipare, possono partecipare a tutte le donne che sono state invitate nel programma. Se ci sono delle donne che non sono state invitate alla mammografia di screening, fasce d'età 45-74 e non hanno fatto una mammografia nell'ultimo anno, possono chiedere di partecipare, quindi per partecipare bisogna fare la mammografia sull'unità mobile e aderire a una serie di domande che vengono fatte dalle dottoresse che si occupano dell'arruolamento. Alcuni dati, indirizzi, telefoni si trovano sulla pagina
internet di Azugi, sottostruttura di senologia diagnostica senologica, ci sono anche i numeri di telefono. Questo studio è molto molto importante perché sappiamo ormai da decenni che lo screening mammografico, sappiamo intanto che il tumore della mammella nella donna è un problema di sanità pubblica, cioè è il tumore dal 2021, è il tumore con la maggiore incidenza al mondo, cioè ha superato l'incidenza del tumore del polmone, quindi è un problema di sanità pubblica. Lo screening mammografico, dopo gli studi degli anni 70-80, che sono stati 7-8 grossi trial che hanno arruolato più di 500.000 donne, era la prima volta, eravamo nell'epoca quando sono partiti dell'evidence-based medicine, che si cercava di dimostrare con uno studio scientifico che una tecnica diagnostica, perché di solito queste cose si fanno magari per le terapie, ma una tecnica diagnostica, cioè un esame diagnostico, poteva ridurre la mortalità per una malattia. Quindi è una cosa bellissima che ha coinvolto tantissime donne in Europa e in America. I risultati di questi screening hanno dimostrato che le donne che si sottopongono alla mammografia di screening ogni 2 anni hanno una riduzione significativa di mortalità per il tumore della mammella. Però i tempi cambiano, sono passati, il primo screening in Europa è nato, screening organizzato, cioè intervento di sanità pubblica su una popolazione sana, quindi una cosa molto particolare, richiede una grossissima organizzazione, ha un costo elevato e deve soprattutto avere una qualità elevata, altrimenti non porta a casa, diciamo, la riduzione di mortalità. Si può fare di meglio, nel senso che questi screening riducono sì la mortalità, però adesso le cose sono cambiate, lo screening così come è stato creato e come è ancora adesso è rivolto alle donne solo per età, cioè si scelgono le donne in base all'età, se hai 45 anni, dai 45 in poi ti chiamo ogni 2 anni. Però adesso conosciamo molte più cose, cioè la donna non ha solo un rischio legato all'età, più invecchiamo e più è probabile che ci ammaliamo, abbiamo un rischio anche legato alla nostra storia familiare, al tipo di mammografia, al tipo di ghiandola, alla storia ormonale che abbiamo, quindi mettendo assieme tutte queste conoscenze possiamo shiftare, spostarci da uno screening basato solo sull'età a uno screening basato sul rischio di ogni donna e questo studio MyPEBS vuole proprio dimostrare questo, coinvolge 8 paesi in Europa, arruolerà circa 80.000 donne e noi siamo tra l'altro l'unico centro della regione che arruola, abbiamo già arruolato circa 2.600 donne e quindi i risultati naturalmente li conosceremo tra 4-6 anni, ma lo scopo è proprio quello di capire se è vero che lavorare sul rischio di ogni donna ha dei vantaggi superiori a lavorare soltanto sull'età. Noi ci contiamo molto, è uno studio bellissimo, tra l'altro è lo studio più importante a livello europeo, sia per scopi che per numero di donne che si prevede saranno arruolate e non ci sono studi simili, c'è uno studio un pochino simile ma non è basato non la chiamata, ma sul fatto che negli Stati Uniti si chiama Wisdom, è basato sul fatto che una donna voglia o non voglia fare quell'esame piuttosto che un altro. Quindi contiamo molto sui risultati di questo studio. Professoressa, siamo alle fasi finali, ma forse riusciamo a rispondere alle ultime 2. Allora, il futuro della radiologia, innanzitutto. Ma io ritengo che la radiologia in futuro sarà profondamente modificata dall'introduzione dell'impiego della radiomica e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La radiomica di fatto consiste nella analisi, nella estrazione di informazione dalle immagini, quindi informazioni contenute nelle immagini che però non sono visibili a occhio nudo. E fino ad ora la radiomica è stata utilizzata soltanto in ambito di ricerca clinica, ma i risultati sono già molto promettenti, soprattutto in termini di possibilità di valutare l'efficacia della terapia, ma in particolare di predire quella che sarà la risposta al trattamento farmacologico. Quindi qua entriamo nella medicina di precisione, ancora di più nella medicina personalizzata, cioè tutte le implicazioni che la radiomica potrebbe avere nel confezionamento di un trattamento farmacologico mirato al paziente. E poi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, una battuta soltanto per dire che nel mondo radiologico molti temono che il medico radiologo possa scomparire in quanto sostituito dalla intelligenza artificiale che guiderà le macchine. Io, che sono sempre molto ottimista, sono convinta che ciò non accadrà, perché anzi sono convinta che l'intelligenza artificiale, se ben utilizzata, sarà un aiuto per il radiologo, nel senso che
lo sgraverà da quelle che sono operazioni ripetitive e gli consentirà di avere più tempo per impegnarsi nelle procedure più impegnative e soprattutto, ancora una volta, per migliorare e incrementare il rapporto con i suoi colleghi e in particolare per implementare il rapporto con il paziente, così non sarà più un medico invisibile. Grazie professoressa. Infine, mi rendo conto che in un minuto è difficile, ma l'evoluzione della senologia diagnostica. La senologia, quindi anche in questo campo sicuramente intelligenza artificiale e radiomica giocano già un ruolo importante. La radiologia è una branca dove la tecnologia cammina molto velocemente, quindi ci sono sempre indagini più precise, no? Per esempio adesso anche in radiologia a Catinale abbiamo appena introdotto la CESM, che è la mammografia col mezzo di contrasto, che è un'indagine che per la donna è una mammografia che prevede l'iniezione endovena di mezzo di contrasto, organo iodato, ma andrà a sostituire in molti casi la risonanza magnetica per tutte le donne che per esempio non possono sottoporsi a risonanza magnetica perché sono claustrofobiche o perché hanno delle protesi metalliche non possono entrare, quindi sicuramente c'è una evoluzione tecnologica. E poi invece nella radiologia senologica c'è anche sempre più possibilità per il radiologo di avere una funzione terapeutica, perché per esempio ci sono tutta una serie di lesioni e andremo sempre di più da quella parte che non vanno più in sala operatoria, cioè lesioni a bassa probabilità di malignità o dubbie vengono trattate dal radiologo dal punto di vista diagnostico terapeutico, cioè vengono escisse con dei sistemi di prelievo che sono avanzati e semplici per la donna perché si fanno ambulatorialmente, non richiedono un'anestesia se non locale, e queste lesioni vengono asportate e poi l'anatomopatologo naturalmente dirà quello che confermerà o meno la diagnosi di benignità, però non andranno più, è una fetta importante di donne, per esempio riguardo le donne con le lesioni cosiddette B3, non vanno più o vanno in misura molto molto minore al tavolo chirurgico. Grazie dottoressa, grazie alla dottoressa Maura Tonutti per essere stata con noi e buon lavoro, e grazie alla professoressa Maria Assunta Cova per essere stata in nostra compagnia, grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi telespettatori per aver seguito anche questa puntata del Medico in Forma e da parte mia una buona serata. In collaborazione con Sei giorni di incontri e di avvenimenti, seminari, laboratori, incontri e mille altre attività che vogliono far comunicare diversi mondi, il mondo della scienza con molti altri, e quindi il teatro, la fotografia, l'arte, il cinema in molti luoghi della città. Affidata alla direzione artistica di Paolo Giordano, torna per la 7ª edizione Scienza e Virgola, la manifestazione organizzata dalla Sissa che è divenuta in breve un appuntamento tradizionale di divulgazione. Numerosi gli appuntamenti in programma distribuiti fra il Teatro Miela, l'Auditorium del Museo Revoltella, la Libreria Lovat, la Biblioteca di Melara, l'area marina protetta di Miramare e l'immaginario scientifico, nonché il caffè e la libreria San Marco, da sempre a fianco di Scienza e Virgola, che fra l'altro ospiterà venerdì 5 maggio l'Olfatto Non me ne ero mai curata, un incontro con la scienziata Anna Menini, dedicato ad uno dei sensi meno strutturati, cui farà seguito un'altra curiosa iniziativa. Ci aiuteranno a capire come individuare i profumi più eleganti o anche eventuali difetti all'interno di un calice di vino, oppure come individuare anche lì dei difetti in un salume. Saranno degustati dei prodotti del nostro territorio del Carso, logicamente non dico perché la cosa divertente è che saranno una degustazione bendata, cioè tutti i partecipanti avranno una mascherina e al buio dovremmo individuare, dovremmo testare effettivamente quanto siamo abituati a utilizzare il nostro naso. Fra proiezioni di film, presentazioni di libri, dialoghi e incontri spicca Cenere Memorie, un aperitivo con J-Set del tutto particolare che così ci illustra Francesco Scarel, uno degli ideatori. Durante gli incendi del 2022 che hanno interessato le zone del Carso, in giorni successivi sono andato insieme a un paio di colleghi a visitare questi luoghi e con i nostri telefoni abbiamo effettuato delle scansioni 3D
di zone bruciate, di alberi e mi è venuto in mente questa cosa: perché non fare una realtà virtuale? Quindi abbiamo ricreato uno spazio onirico che sono delle memorie di luoghi che hanno avuto questo tipo di, hanno subito questo disastro e quindi è una passeggiata all'interno di questi pezzi di memoria che non dovremmo dimenticare. Scienza e Virgola inizierà il 4 maggio con Antigone, ovvero l'ineluttabilità della legge di Darwin, alla Sala Bergamas di Gradisca e si concluderà martedì 9 maggio.